Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Fucecchio in provincia di Firenze. Il comune si trova a 25 metri sul livello del mare e conta poco più di 23.000 abitanti. La città di Fucecchio è conosciuta fin dall'antichità perché è crocevia di importanti strade come la via Francigena e la Romea Strata. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Fucecchio! E siamo all'incontro con il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, all'interno del suo ufficio dove lavora ogni giorno. Allora, sindaco, ci presenti il comune di Fucecchio? Il comune di Fucecchio è un comune che secondo me si distingue un po' nel panorama della Toscana, perché Fucecchio è nato tanti anni fa. Fucecchio è una città storica importante, anche se la parte della storia è sempre stata un po' sottaciuto, perché qui nel nostro territorio concerie, calzaturifici hanno sempre fatto un po' da padroni. Però Fucecchio, pensate, era un coacervo di strade storiche che conduceva a Roma. La via Francigena, la Romea Strata attraversavano proprio il poggio di Fucecchio, il castello dei conti cadolingi. Era una famiglia importante che veniva da Pistoia, la realizzazione del castello e tutti i pellegrini attraversavano. Ma lo sapete perché? L'unico ponte in muratura fra Firenze e Pisa che attraversava l'Arno era proprio qui a Fucecchio e quindi anziché attraversare l'Arno su una zattera, attraversavano proprio sul ponte in muratura. E quindi Fucecchio viene da lontano. Oggi Fucecchio è un paese, diciamo, attivo, inclusivo, è composto da oltre il 17% di popolazione straniera, ben integrata nella nostra comunità e grazie a tutte le nostre scuole cerchiamo di vivere tutti insieme nel miglior modo possibile. L'attività, come dicevo, è calzaturifici, conciaria, ma anche il turismo, perché nelle nostre frazioni delle Cerbaie, le colline delle Cerbaie e il Padule di Fucecchio ci sono molti agriturismi molto interessanti anche per questo turismo lento che il Covid poi insegna alla fine, no? Non più le grandi città, la calca nelle grandi città, ma in questi piccoli paesi dove si parte la mattina e si visita Lucca, si visita Firenze, si visita Pisa. Siamo nel bel mezzo di queste belle città toscane. Un paese che ha dato i natali anche a importanti personaggi. Sì, importanti personaggi. Uno fra i tanti è il concittadino Indro Montanelli. Pensate, nato nello stesso anno di Rita Levi Montalcini, nel 1909. La sua mamma insuese, il suo padre ingiuese. C'era rivalità un po', no, fra i borghi, Borgo Alto e Borgo Basso. Indro Montanelli diceva sempre: quel che sono diventato lo devo a Milano, ma quel che sono lo devo a Fucecchio. E ha sempre portato nel cuore la sua Fucecchio in giro per il mondo. E Giuseppe Montanelli poi. Yes, Giuseppe Montanelli, diciamo, detto alla fucecchiese Cacalibri, perché la statua che è in piazza vede questa scultura di fine Ottocento di Giuseppe Montanelli su una pila di libri a sedere, ecco perché il nome. Ecco, Giuseppe Montanelli è stato uno dei triumviri del Granducato di Toscana, insieme a Mazzoni e Guerrazzi, un livornese e un fiorentino, che come insegnante all'Università di Pisa ha portato anche i suoi studenti a combattere nella battaglia di Curtatone e Montanara nel Risorgimento e è sempre stato un lungimirante. Che cos'è Fucecchio per lei? Allora, io sono sindaco, quindi per me Fucecchio è la mia vita in questo periodo. Io, pensate, ho una famiglia anche numerosa, ho 4 figli, quindi avrei da fare tante cose anche a casa, ma io vivo qui perché non è un lavoro fare il sindaco,
è una passione e io in questi anni cerco di mettercela tutta per ridare alla comunità fucecchiese una visione di Fucecchio bella, lungimirante, una prospettiva di lavoro del futuro, una prospettiva sociale migliore di quella che è. Cercare di vivere bene in una cittadina toscana, specialmente se si parla anche Dante, Leonardo da Vinci, il Boccaccio. La Toscana credo che sia una delle regioni più belle al mondo e quindi ogni sindaco, secondo me, dovrebbe metterci un pizzico di fantasia per trasformarla veramente in quel che deve essere. Si deve insegnare al mondo noi da queste parti. E noi continuiamo l'itinerario, raggiungiamo la collegiata per incontrare l'arciprete parroco di Fucecchio. E all'interno della maestosa collegiata di Fucecchio, dedicata a San Giovanni Battista, incontriamo Monsignor Andrea Pio Cristiani, parroco di Fucecchio. Ci presenti la comunità cristiana. Molto volentieri. Vorrei precisare che in quest'ultimo periodo di tempo, questi ultimi 10-15 anni, abbiamo investito più sull'unità pastorale che non sulla specificità della parrocchia, pur salvaguardando, diciamo, tutte le tradizioni, le consuetudini e certe attività che sono proprie specifiche della parrocchia. Però la linea pastorale che abbiamo cercato di darci è una linea unitaria, con una certa libertà anche dei fedeli che possono, diciamo, rivolgersi talvolta per le celebrazioni nella chiesa, nell'altra chiesa. Dunque abbiamo 6 chiese, è un numero piuttosto significativo e sono tutte officiate. Ecco, però nei momenti grandi delle solennità, delle feste, la comunità si riunisce, abbiamo una collegiata capiente e certe volte, soprattutto in questo tempo del Covid, per esempio, le facciamo funzionare ambedue contemporaneamente. E la collegiata vive in comunione con l'antica abbazia del Santissimo Salvatore, oggi monastero delle Clarisse. Certo, quest'unione spirituale ma anche liturgica, diciamo, si perde nella notte dei tempi. Basti pensare che questa abbazia era abitata da San Pietro Igneo, dunque uno dei grandi campioni del Medioevo, un grande protagonista della riforma della Chiesa, e dunque si sente ancora il sapore della sua presenza. E a tutt'oggi sono arrivate già da 200 anni le Clarisse, con le quali c'è un ottimo rapporto, perché, diciamo, è il centro più intenso della spiritualità della comunità. Avere nel cuore stesso della città vecchia di Fucecchio un monastero, e poi con 9 monache, insomma, di questi tempi anche fiorente, si potrebbe dire, è veramente una gioia, ma anche un punto di riferimento di tutti, un riferimento spirituale, un aiuto anche di ascolto e un aiuto anche per i poveri. Sono molti poveri che si rivolgono, c'è la mensa che funziona a mezzogiorno e le suore sono sempre pronte ad aiutare chi bussa al loro monastero. Il patrono di Fucecchio è San Candido. È particolare questo perché veniva anche lui dall'Africa del Nord, dunque io scherzosamente dico sempre: guardiamo un po', lui è stato il primo africano probabilmente che è arrivato da noi, ha aperto la strada, è stato l'apripista del nostro comune di Fucecchio. Oggi sono molti delle comunità africane che vengono ad abitare qui da noi. È il 3 ottobre, peraltro la sua festa, peraltro che coincide con la giornata di memoria dei migranti, dunque questo soldato dal bel nome Candido. Dunque a lui la comunità fucecchiese tutta, direi, anche delle frazioni, è molto attaccata. Ma grande fede c'è per la Madonna. Una grande fede per la Madonna. In effetti noi abbiamo la singolarità di una Madonna che è detta Madonna di piazza, peraltro è un altorilievo di grande prestigio, probabilmente viene da qualche
anonima scuola ma di alto livello fiorentino, la famiglia Galleni l'aveva commissionata agli inizi del Seicento ed era stata posta nella piazza della Collegiata, se non che nella peste del Seicento, quella di cui ci parlerà poi più tardi il Manzoni, i fucecchiesi, che avevano grande pietà popolare, si rivolsero a lei e successe che nessuno nel castello medievale perì a motivo della peste. Se ne ricordarono i fucecchiesi. Allora la Madonna, che era all'esterno, trionfalmente fu portata in chiesa e con stupore del popolo apparve come un bubbone, una macchia scura sulla guancia sinistra della Vergine, che è ben visibile anche ai nostri giorni. In conclusione, qual è il messaggio dell'arciprete all'unità pastorale, alla cittadinanza? Bene, il mio messaggio è che i tempi sono enormemente cambiati per noi che veniamo dal Medioevo e sono in accelerata trasformazione. Già vedo da quando sono arrivato io qui, che poi sono appena 16 anni, ci sono dei mutamenti che erano appena impensabili. Però ecco, io vorrei rivolgere alle persone intanto di avere un cuore accogliente per coloro che vengono da fuori. Vorrei che ci fosse questo senso della condivisione, ci fosse il senso vero di una sensibilità solidale verso coloro che si trovano in condizioni difficoltose della vita e che purtroppo e tristemente anche a motivo del Covid saranno acuite. Perciò un invito all'evangelico principio dell'amore. Grazie Monsignore, e continua il nostro itinerario qui a Fucecchio. Adesso andiamo a scoprire alcuni piatti tradizionali del territorio. E adesso siamo all'interno di uno degli agriturismi del territorio di Fucecchio. La signora Cristina Cartura, devo dire, che ci ha preparato una tavolata con le eccellenze gastronomiche del territorio. Innanzitutto siamo in una residenza storica qui, no? Sì, abbastanza, perché questo era un ostello, almeno quello che dicono i libri storici, cioè dove si arrivava. Infatti questa stalla, vedete che c'è un arco, poi c'era il lucernario lì, quindi era una zona proprio probabilmente della Francigena dove arrivavano i pellegrini e potevano sostare qui. Andiamo a presentare questi piatti. Ma guardi, io ho preparato un menù tipico del nostro agriturismo, quindi dalla parte sua ci sono crostini, salumi locali, il formaggio fatto dal nostro pastore, baccelli, panzanella. Poi andiamo avanti con la zuppa di pane, che non è diversa dalla ribollita fiorentina e la ricetta è uguale, però ad esempio noi in paese abbiamo proprio la sagra della zuppa di pane e non della ribollita. Un po' di differenze nel fiorentino da paese a paese. Poi questa è una tagliatella sul cinghiale, tagliatella naturalmente fatta a mano. Questo invece è un maccheroncino su un semplice ragù toscano, sempre fatto di vitello. Questo è un fegatello di maiale, quindi è maiale scamerita, poi fatto cuocere nel lardo del maiale, con un cannellino che è il fagiolo toscano. Questo invece è il bozzoletto, che è tipico del Padule di Fucecchio, perché gli uccelli che vengono cacciati da noi e vengono mangiate con delle verdure che possono essere rape oppure bietole, comunque sempre verdure lessate, e l'uccello fatto sempre in umido. E questo invece è un fritto misto carciofi e coniglio, che quindi è sempre una nostra produzione e una cosa tipica. Questa invece è una cosa un po' particolare, perché da noi viene chiamata la scaloppa alla livornese, che è strano perché noi siamo in provincia di Firenze e con Livorno saremo un po' in contrasto, però è una braciola prima fritta e poi passata in umido
con pomodoro, prezzemolo e aglio, però è un piatto tipico di queste zone, anche se viene chiamata scaloppa alla livornese. Mi dispiace per i livornesi o per i fiorentini. Poi abbiamo l'olio e il vino. Allora, questo è il nostro olio, è un olio di mignolo di produzione propria, non è in vendita perché è un prodotto di nicchia, come il vino rosso, che è una produzione nostra e quindi che utilizziamo solo all'interno del nostro agriturismo. Il pane è il classico pane toscano, Il no? pane è il tipico pane toscano senza sale. Però prima di fare il cin cin io la voglio portare anche ai tozzetti. Ah, è vero, me li sono dimenticati. Il tipico cantuccino toscano. Questo è il dolce di tutte le feste, accompagnato al vino del prete, perché è quello con cui il prete dice la messa. E quindi... Prima di fare il saluto, parliamo anche di un'associazione che si è creata negli ultimi tempi. Allora Fucecchio si sta molto creando a livello di turismo e quindi è nata un'associazione, Fucecchio Turismo, con la partecipazione del comune di Fucecchio, che spera e lavora proprio per spingere il nostro territorio e per farlo conoscere a livello nazionale. Grazie signora Cristina, allora la salute e noi continuiamo il nostro itinerario e adesso andiamo a visitare e a scoprire la Fondazione Montanelli Bassi. Una delle eccellenze di Fucecchio è senz'altro la Fondazione Montanelli Bassi e con il professor Alberto Malvolti andiamo a scoprirla. Io inizierei proprio dal luogo dove ci troviamo. Qui ci troviamo nello studio di Milano, cioè in uno dei due studi di Montanelli trasferiti qui a Fucecchio nella sede del Palazzo della Volta. Dopo la morte di Indro, questi due studi, quello che aveva a Roma in Piazza Navona e quello che aveva a Milano nel centro di Milano, sono stati trasferiti qui a Fucecchio grazie a una donazione dell'erede Montanelli. E quindi qui abbiamo potuto ricostruire letteralmente, trasferire anzi, tutti i suoi libri, i documenti, le cose che gli erano più vicine, i quadri, il tavolo dove lui lavorava quotidianamente, oltre a tutti naturalmente i suoi ricordi personali a cui era particolarmente affezionato. E qui abbiamo anche tante foto. Qui abbiamo tante foto, abbiamo le foto degli amici di Indro, quelli che sono stati in corrispondenza più stretta con lui, che sono stati i suoi collaboratori, ai quali lui era particolarmente affezionato. Tra le fotografie vediamo anche quelle che ricordano i momenti trascorsi da Montanelli in Etiopia durante la guerra d'Abissinia del 1936, con i suoi ascari, il famoso 20° battaglione eritreo sul quale lui ha scritto anche un libro. E non possiamo non citare la lettera 22. Questa è la famosa lettera 22, quella che è diventata ormai il simbolo di Indro Montanelli, è la macchina che lui ha usato dagli anni 50 in poi, una delle sue tante macchine da scrivere che lui ha sempre usato, rifiutando i computer e l'elettronica e tutto quanto. Abbiamo anche degli scritti poi di Montanelli, no? Sì, abbiamo degli scritti, noi abbiamo un archivio dove sono conservate le sue lettere, i suoi manoscritti, a dire la verità i suoi dattiloscritti, perché lui scriveva pochissimo a mano, scriveva tutto a macchina, qualche cosa abbiamo anche di manoscritto, e poi abbiamo tutti i suoi libri, i suoi giornali, insomma abbiamo un archivio che consente a chi vuole studiare la formazione e la professione di Indro Montanelli di documentarsi in tutta la sua ampiezza. Qui proprio a due passi poi abbiamo la casa natale. Sì, la casa natale dove è morto l'altro Montanelli famoso di Fucecchio, Giuseppe Montanelli, triumviro, eroe del risorgimento toscano, e dove è nato Indro. Forse lei non sa, voi non sapete che il terzo nome di Indro era Schizzogene. Schizzogene vuol dire che fa nascere separazioni, divisioni, perché fece litigare il babbo e la mamma su dove doveva nascere. È stato un nome profetico perché su Montanelli
i litigi si sono moltiplicati sempre. Grazie professore, noi adesso ci spostiamo di poco, raggiungiamo l'antica abbazia del Santissimo Salvatore, oggi monastero delle Clarisse, per incontrare proprio la Madre Badessa. E qui siamo nel punto più alto di Fucecchio, il monastero delle Clarisse del Santissimo Salvatore, con la badessa Madre Giovanna Maria e Madre Gesualda, che tra l'altro è stata badessa fino a poco tempo fa. Allora, Madre Giovanna Maria, presentiamo questo luogo. Innanzitutto pace e bene e accogliamo il suo benvenuto. Pace e bene, grazie, benvenuti tra di noi. Ci fa piacere di avervi accolti. Seguiamo qualche volta i borghi d'Italia quando si può, ecco, consentite dei nostri orari, perché poi alle 3 c'è la coroncina della Divina Misericordia, quindi qui è libera, in cucina qualche volta segue, si unisce alla preghiera e vede anche questo bel programma. Quante sono le suore presenti? Qui noi siamo attualmente 9 di diverse comunità, fino a qualche anno fa eravamo in 5. In questo periodo, diciamo, di tanta sofferenza per noi è stato un momento, diciamo, di arricchimento, ecco, perché si sono unite a noi 2 consorelle della comunità di Viterbo. Purtroppo a Viterbo le nostre Clarisse non sono più presenti, e altre 2 sorelle che erano del monastero di Aversa si sono unite a noi, perché anche quello è stato soppresso. Madre Gesualda, questo è un luogo antichissimo e qui ci troviamo all'interno dell'antico refettorio. Sì, infatti questo monastero è stato fondato circa nel 1000 ed è stato fondato dai padri vallombrosani con San Giovanni Gualberto e San Pietro Igneo. Sulle prime sono stati loro per circa 200 anni, poi dopo questi 200 anni, perché non andavano d'accordo con le autorità della città, e allora il Papa li mandò via da questa abbazia e così lo diede alla badessa di Gattaiola di Lucca, la quale doveva gestire questo monastero da lontano perché era ai primi albori dell'ordine delle Clarisse. Lei gestiva il monastero, però aveva la giurisdizione su questo monastero, però lei non veniva perché era monaca di clausura, era all'inizio dell'ordine delle Clarisse, sicché fu eletta anche episcopessa. Poi dopo di questo, perché non c'erano le suore, vennero dei frati minori conventuali e sono passati per questo monastero per circa 5 secoli. Poi nel 1770, così all'incirca quella data lì, vennero le monache Clarisse, che già esistevano a Fucecchio, e così presero di nuovo possesso di questo monastero. Da allora noi siamo qui presenti. Il rapporto con la cittadinanza? È bellissimo, loro ci tengono molto, vedono noi come un faro di luce per il paese. Prepariamo anche dei pasti per i poveri. Questa è una scelta nostra, però nessuno ce l'ha imposto e quindi anche su questa cosa loro ci vedono che siamo aperti a tutti, ecco, spiritualmente ma anche materialmente, in quello che possiamo lo facciamo volentieri. Grazie alla Madre Badessa del monastero delle Clarisse di Fucecchio, Madre Giovanna Maria, grazie a Madre Gesualda, alle altre suore. E noi adesso restiamo sempre qui perché andiamo ad incontrare Don Raimondo Sinibaldi per scoprire il tratto della Romea Strata che attraversa Fucecchio. E adesso con Don Raimondo Sinibaldi andiamo a percorrere l'itinerario dell'antica Romea Strata che attraversa Fucecchio. Attraversa Fucecchio, anzi potremmo dire che Fucecchio è una sorta di grande crocevia della Romea Strata, perché questa via di cultura e di fede parte dal Mar Baltico e quindi dai paesi baltici, Estonia, Lettonia, Lituania, attraversa chiaramente mezza Europa, Polonia, Repubblica Ceca, Austria ed Italia
ed arriva qui a Fucecchio e si innesta nella via Francigena, e da qui chiaramente si procede e si va verso Roma e quindi verso la meta del pellegrinaggio sulle tombe di Pietro e di Paolo. Quindi un grande itinerario europeo, transnazionale, un'antica via dove transitavano anche le merci, transitavano i viandanti, transitavano le idee, le conoscenze, e dove chiaramente dal IV-V secolo sono cominciati a transitare i pellegrini che andavano a Roma. Però giunti qui a Fucecchio potevano anche andare a Livorno ed imbarcarsi per Barcellona, Tarragona e lì intraprendere il cammino di Santiago. Quindi potremmo dire che la Toscana, che Fucecchio in particolare, è questo grande luogo di smistamento, potremmo dire oggi, dei pellegrini che arrivati in questo territorio, in questa zona, potevano andare verso sud-est, si dirigevano verso Roma, oppure andare verso nord-ovest e quindi andare verso la Liguria per poi transitare chiaramente verso Santiago o addirittura via mare da Livorno arrivare in Spagna, Barcellona, Tarragona e dirigersi verso la tomba dell'Apostolo Giacomo. Ecco l'importanza di Fucecchio per le grandi vie di pellegrinaggio e per le grandi rotte dei pellegrini. Grazie a Don Raimondo Sinibaldi. Noi adesso ci spostiamo, raggiungiamo il Palazzo Comunale per i saluti finali e per incontrare l'assessore alla cultura e turismo del Comune di Fucecchio. E concludiamo la nostra passeggiata a Fucecchio con l'assessore alla cultura e turismo Daniele Cei. Siamo all'interno del cuore amministrativo, nella sala del Consiglio. Il sindaco all'inizio parlava di uno sviluppo del turismo e state andando avanti abbastanza bene. Sì, devo dire che in questi anni ci siamo impegnati molto per far capire anche al resto, a chi non ci conosce bene, che Fucecchio ha grandi potenzialità turistiche e credo che si sia ampiamente dimostrato, sia dal punto di vista artistico, culturale, ma anche naturalistico, paesaggistico. Abbiamo il Padule di Fucecchio, che è uno scrigno di biodiversità, insieme ai boschi delle Cerbaie, che sono luoghi attraversati dalla via Francigena, molto interessanti da visitare. Abbiamo tanti percorsi anche escursionistici che stiamo tracciando anche in questi giorni per rendere, diciamo, l'esperienza di turismo, di visita a Fucecchio completa. Siamo diventati capofila dell'aggregazione centro-sud della via Francigena e capofila della Romea Strata in Toscana. Un comune che propone tante manifestazioni nel corso dell'anno e non dobbiamo dimenticare il palio. Io ho anche la delega al palio. Fucecchio è una città di palio e dopo quello di Siena, il più famoso, è ritenuto il palio di Fucecchio come uno dei più importanti e anche belli da vedere. Il palio è una corsa di cavalli montati a pelo, però è il momento conclusivo la corsa. In realtà c'è anche una sfilata in costumi storici di circa 1200 persone e quindi anche nella settimana che precede il palio e in tutti i mesi estivi ci sono tantissime iniziative, il Gran Galà dei musici e degli sbandieratori, il palio in gioco che include, diciamo, i più piccoli, perché Fucecchio è diviso in 12 contrade, 12 rioni e ciascun rione ha una forte identità e contribuisce anche da un punto di vista sociale a aiutare, diciamo, il territorio, la città a vivere meglio. Grazie Assessore, quindi più di un motivo per visitare Fucecchio. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per tutti gli approfondimenti potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Fucecchio in provincia di Firenze. Ciao!